Ho l'onore di essere qui presente per la seconda volta, perché era il 2019 che avevamo realizzato un'altra bellissima mostra col maestro, è stato un bellissimo evento e ci fa molto piacere che ci ha onorato anche in questa occasione. Per la prima volta facciamo il premio alla carriera. Qui in questa mostra c'è un quadro che è stato fatto recentemente. Io l'ho visto appoggiato sul tavolo quando siamo andati con Giovanni a vedere nel suo studio, dedicato a Venezia. E questa è un'opera inedita fatta esclusivamente per questa occasione, quindi anche qua voglio ringraziarlo perché veramente ci ha fatto un gran bellissimo regalo. Grazie Franco, buongiorno a tutti voi e soprattutto un benvenuto e un grazie per averci onorato della sua presenza al maestro Dino Linetto e alla famiglia che è qui presente. Grazie alla città di Treviso che non ci fa mai mancare il sostegno. È molto importante per noi questa prima sperimentazione che abbiamo fatto nel inserire Arte in Fiera all'interno di una rassegna che è a Redamont. A Redamont, da cosa ci è venuta l'idea con Franco? L'idea nasce dal fatto che voi, facendo un giro fuori, vedrete che questi artigiani che espongono assomigliano, si avvicinano per le cose che fanno, hanno dei punti in comune con gli artisti. E io credo quindi che Arte in Fiera oggi sia quel valore aggiunto che si poteva dare ad Redamont. Questo è un po' il senso di questa collaborazione, il senso di questo spazio a disposizione degli artisti e godiamoci a questo punto quello che Franco Fonzo è riuscito a mettere in campo, che a mio modo di vedere è una cosa di altissimo valore e di altissimo pregio. Quindi grazie Franco, grazie a tutti gli artisti. Buongiorno a tutti voi. Io vi porto i saluti naturalmente dell'amministrazione comunale di Treviso, del nostro sindaco Mario Conte, che per impegni in concomitanza a quest'oggi non è potuto essere qui, però ci teneva davvero che ci fosse una rappresentanza, no? Perché comunque, come vi dicevo prima, maestro, le porta i saluti proprio personali e di grande stima e affetto nei suoi confronti. Quindi insomma io quando me l'ha chiesto, sapendo anche il mio legame con Franco e con tutti gli artisti che da molti anni, insomma da diversi anni seguo con interesse quando c'è l'occasione di venire a inaugurare qualcosa, e faccio con piacere, insomma, di buona lena, sono venuto qui oggi e veramente... Io adesso lascerei la parola al maestro per dire due parole ai giovani artisti che sono presenti in questa fiera. Io devo parlare a tutti quanti. No, io dico solo questo. E prima di tutto ringrazio per l'accoglienza e la delicatezza poi anche che mi avete, diciamo così, invitato e trattato. Sono felice di essere qui e ringrazio il nostro rappresentante di Treviso, ringrazio il sindaco che gli mando i miei saluti e ringrazio a tutti voi. Ai giovani artisti devo dire una cosa: bisogna recuperare la forma, si è persa, bisogna tornare alla pittura, bisogna tornare all'arte. L'arte
come significato interiore. Anche i primi artisti delle poesie di Altamira si sentivano grandi solo per avere disegnato, di avere fatto un segno, di avere carpito il movimento della persona che passa. Tutto questo ci porta a considerare che l'arte per l'uomo è la cosa più grande che si possa immaginare, la cosa più alta e la sfida che si è dato a se stesso è quella di arrivare a capire, ad approfondire, a far godere il mondo intero. Oggi bisogna recuperare molto di quello che si ha anche perso, perché le ricerche purtroppo, e anche per fortuna, portano a fare anche dei salti nel buio. Oggi purtroppo si sono fatti troppi salti nel buio. Adesso bisognerebbe considerare di, come minimo, cercare quel principio personale di arte. Ogni essere umano ha il proprio principio. Bisogna cercare quello come forma. Ci vuole un personale e nuovo principio formale per poter arrivare a capire di nuovo anche la natura, perché la natura, soprattutto per il pittore della domenica, è stata capita come coppia. Invece bisogna superare questo fatto, bisogna arrivare a capire che la forma è una cosa personale, è una cosa che va vissuta nell'oggetto stesso, oppure anche nell'oggetto di fantasia, se si vuole. Ma bisogna che ci sia sempre questo principio formale nuovo. Nuovo dico, non vecchio, nuovo, anche se si torna al figurativo, tanto per dire, dall'astratto al figurativo. Oggi hanno messo dentro e hanno frullato tutto ed è venuto fuori un'acquarella che non è ne pesce neanche. È vero. Grazie, perché veramente grazie. Io adesso abbiamo il premio alla carriera. Prima di far venire il premio alla carriera inviterei un artista presente in fiera, Francesco Volpato, qui, che glielo presento. Lui è un maestro vetraio, è un prodigio, diciamo, di ragazzino, perché a 20 anni era maestro soffiatore, a 22 era maestro delle murine, poi ha lavorato sempre nelle vetrerie, poi con tutta l'esperienza acquisita negli anni riesce a fare delle cose che non fanno altri. Vedete, proseguendo nel corridoio trovate delle sculture in vetro splendide e meravigliose. Perché ho chiamato Francesco? Perché Francesco ha realizzato il premio alla carriera, che è un piatto soffiato. Vuoi che lo facciamo consegnare? Con l'incisione che dice: Allino Di Netto, omaggio alla carriera, Arte in Fiera Dolomiti 2023.
Se ci met- Qui abbiamo il maestro Giorgio Sini, qui ci presenta un brano, si chiama CD Angel, bellissimo, autocomposto, e il titolo è, visto che l'opera principale è Venezia, il titolo è Un giorno a Venezia, dedicato